A 24 ore dalla netta presa di posizione del premier Renzi, che si è detto fermamente contrario a qualunque ulteriore forma di autonomia per il Veneto, il governatore Luca Zaia invita i cittadini a non lasciarsi intimidire. Quella di Renzi sostiene soltanto un'opinione come un'altra. Mi piacerebbe sapere cosa andrà a dire Renzi ai suoi rappresentanti nel territorio del Veneto quando si sa benissimo che il tema dell'autonomia in Veneto non è un tema di destra, di sinistra, della Lega o di qualcun altro, ma è un tema dei veneti. Per cui Renzi con queste dichiarazioni si dimostra anni luce distanti dal Veneto. Ci sono processi nella storia che non possono essere fermati dalle dichiarazioni di un premier, riflette il presidente del Veneto. Per la prima volta i veneti potranno dire la loro sull'autonomia in una cabina elettorale, con o senza l'approvazione del governo. Non è una gentile concessione del governo. Noi abbiamo vinto una causa contro il governo perché il governo aveva impugnato la nostra legge per fare il referendum e la Corte Costituzionale, non il circolo della briscola, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e torto a Renzi. Ora mi aspetto dai veneti un grande segnale, conclude Zaia, una grande affluenza alle urne e una grande vittoria del sì, anche grazie all'aiuto del Partito Democratico. Io so per certo che è difficile come rappresentante politico andare dai veneti chiunque sia il partito che rappresenti, andare dai veneti e dire che il tuo partito è contro l'autonomia del Veneto. Conosco moltissimi esponenti del PD e so che se sono coerenti difenderanno fino in fondo l'idea di celebrare questo referendum.